un momento e anche degli elementi aggregativi di un'importanza assolutamente vitale, perché le comunità senza questi momenti ma anche proprio queste situazioni, no, dove la gente in qualche modo si sente parte di un qualcosa e sente di poter anche trovare delle risposte, ma non solo, sente anche di poter essere aiutato grazie all'essere comunità, io credo che da un punto di vista sociale abbia un valore altissimo. Ovviamente detto questo, poi abbiamo visto insomma negli ultimi tempi insomma quello che è stata l'evoluzione di tutto il terzo settore, dove tutte le associazioni hanno fortemente sofferto questa normativa, tutte, perché ci sono state associazioni che sono riuscite in qualche modo a strutturarsi e quindi a tirare fuori risorse che non pensavano neanche di avere e quindi riescono ancora a sopravvivere, ma io devo dire che ci sono associazioni che a seguito di questa riforma poi in realtà non sono riuscite più a portare avanti la loro attività, no? Che andava avanti proprio un po' in risposta a quello che ci chiedevano i volontari, perché lì si sentivano veramente un attimo abbandonati, nonostante la Regione da subito abbia preso una posizione molto forte con Roma, l'assessore Riccardi si è fatto interprete di questo, però per dare un segnale forte, perché forse Roma non lo recepiva così, nonostante conoscesse la realtà e l'importanza della protezione civile friulana, da dove è nata, ricordiamolo, 50 anni fa, insomma, dopo il terremoto, e perciò era una realtà importante, ma probabilmente sottovalutavano un po' questa posizione. Invece questa richiesta che veniva sì dai sindaci ma anche dai nostri volontari, perché alla fine li abbiamo incontrati, e c'è stato un momento in cui ha detto no, a questo livello noi ci fermiamo e come sindaci, il distretto del Medio Friuli, abbiamo pensato di ascoltare questa loro richiesta e di avallarla e di essere al loro fianco.